Allora, siamo sempre con anche gli studenti. Alessia Conti ben ci ha raccontato qual è la problematica e come potrebbe trovare una soluzione. Un po' fuori onda avevo chiesto, ma negli istituti universitari, voi siete studenti universitari se non erro, c'è una figura del genere e anche lì che cosa, una proposta di legge di cui parlava appunto prima l'onorevole, come dovrebbe essere poi realizzata, strutturata per essere efficace, per portare degli effetti reali secondo voi? Certo, allora innanzitutto un po' come con le scuole la situazione negli atenei è veramente molto variegata, e questo perché? Perché non c'è un indirizzo chiaro, globale, generale a livello centrale, ovvero il Ministero non è stato ancora capace di dare un indirizzo agli atenei, di interloquire abbastanza con i rettori per in qualche modo omogenizzare la situazione nel panorama nazionale, quindi ci sono insomma vari sportelli in tutta Italia che offrono però dei percorsi parziali, magari 3 sedute, 5 sedute, e poi si viene reindirizzati più che altro al privato, perché il sistema sanitario pubblico in molte occasioni non è capace di assorbire questa anche richiesta, perché c'è un forte sottofinanziamento anche dell'ambiente, del benessere psicologico e della salute psicologica anche nel sistema sanitario nazionale, e insomma quindi la situazione negli atenei è molto variegata. Quello che c'è bisogno di fare adesso con una certa urgenza è lavorare su percorsi di prevenzione e di intervento. Prevenzione perché è necessario divulgare una cultura di benessere proprio di vita che incida sulle condizioni in cui ci troviamo. Noi siamo gli studenti e la generazione che è cresciuta con una serie di crisi, da quella economica degli anni 2000 alla crisi ambientale che stiamo percependo in modo proprio concreto in questo momento, quindi le condizioni che ci troviamo davanti sicuramente incidono sul nostro benessere. Diffondiamo, quindi partiamo dal diffondere una cultura del benessere e della cura del benessere psicologico, che per tanto tempo è stata stigmatizzata in modo imponente e forte. Penso alla nostra generazione che è particolarmente sensibile a questi temi, e magari il sindacato dei pensionati che ha accolto questa sensibilità, vedendone l'importanza. Ecco, questa sensibilità deve necessariamente arrivare anche alle altre generazioni, partendo dall'impegno del sindacato dei pensionati arrivi anche a quel tipo di generazioni, comprendendo anche i lavoratori. E poi bisogna in realtà rispondere in modo importante sull'intervento nei casi di estremo disagio che abbiamo visto. Soltanto l'anno scorso, praticamente da gennaio a giugno, quasi uno studente al mese si è tolto la vita per le condizioni anche di studio, di lavoro, di precarietà. Ma io infatti volevo chiedere questa cosa qui perché allora è la condizione oggettiva di studio, di lavoro, che però guardando indietro in passato era anche peggio, perché ci sono stati periodi veramente, forse voi non eravate nati, molto peggiori, senza nessuna prospettiva o addirittura terrificanti, o è il fatto che essendosi elevate la qualità della vita dove voi siete nati, vivete eccetera, è talmente a un livello ormai elevato che anche un benché minimo disagio destabilizza completamente, e quindi la mancanza nella famiglia di un certo tipo di valori, il fatto che comunque ai 3 anni ti arriva subito il cellulare, le generazioni precedenti manco si sognavano di poter toccare il telefono perché veniva interdetto, ma nessuno è morto senza il telefono, senza eccetera. Adesso qualsiasi privazione, qualsiasi no, provoca delle turbe di alto livello, quindi non c'è qualcosa di più profondo anche da rivedere, perché nel nostro contesto sociale, senza andare chissà dove, ci guardiamo anche a qualche centinaia di chilometri di distanza, c'è chi vive molto peggio, c'è una guerra presente nel tuo territorio sperando che non succeda mai, altro che benessere, malessere ti fa vedere, o povertà vera dove tu non hai neanche più una casa. Qui stiamo parlando appunto forse di utilizzo sfrenato e incontrollato da parte della famiglia di mezzi che ti portano in mondi non idonei per la tua età. Parliamo del web, parliamo di tanti sistemi che ti privano anche del dialogo, perché comunicare con i social non è un dialogo, non è una non può essere legato ad altre situazioni, però senza le quali
i giovani non vivono. Perché... Sicuramente le cause di questo disagio, cioè, sono da indagare approfonditamente. Io credo che in parte l'abbiamo fatto anche con la nostra ricerca Chiedimi come sto, se non sbaglio infatti viene anche riportata nelle slide di oggi la percentuale di studentesse e studenti che percepiscono un disagio anche legato al fatto di essere costantemente connessi con l'informazione, ad esempio relativa alla guerra. Se non sbaglio è quasi il 50% il numero di studenti che appunto crede di risentire, ecco, della situazione geopolitica, che onestamente, per quanto siamo, diciamo, distanti dal punto di vista fisico, a differenza di tanti anni fa, siamo costantemente connessi e ne vediamo gli effetti, ne vediamo le immagini, i video, diciamo, abbiamo un livello di visione, ecco, di presa visione delle cose che è molto diverso dal passato. Quindi quali sono le cause di questo disagio? Sono diverse, sono sì, anche variegate. Non credo però che sia utile, no, ai fini di comprendersi a vicenda, pensare a quanto prima si stesse peggio. No, nel senso che di capire forse c'è un problema anche connaturato alla famiglia stessa dove ci si trova, per cui coinvolgimento non solo della persona, dello studente, del giovane, poi detto, ma sì, anche della delle famiglia che ci sta dietro, c'è il contesto dove stai, c'è qualcosa di un po' più strutturato, perché poi il giovane magari in qualche modo si struttura perché viene aiutato, torna a casa e la situazione gli si ripresenta identica, no? Certo, no, noi individuiamo come, diciamo, punti di partenza fondamentali le scuole e le università, ma sicuramente la cultura di benessere di cui parliamo deve arrivare anche alle famiglie, e le stesse famiglie devono essere comunque protagoniste di un certo, no, di una certa rivoluzione, ecco, per poter finalmente affrontare il tema del benessere psicologico come è giusto. Che cos'altro secondo voi, questa ricerca è importantissima, ma che cos'altro sarebbe importante fare? Cioè anche il corpo, qui parliamo di scuole, non necessariamente università, perché insomma gli atenei sono ambiti già diversi, però ci sono le scuole dove gli insegnanti hanno anche un ruolo importante, che però dicono non abbiamo più quell'autorevolezza riconosciuta anche dalle famiglie stesse, e quindi cosa si può fare? Perché se poi c'è lo psicologo che è là da solo, rima da una parte e il resto dall'altra, gli insegnanti si sentono isolati e a volte anche aggrediti. Esatto. No, allora di sicuro noi assistiamo negli ultimi anni a uno svilimento della figura professionale degli insegnanti costantemente, che però forse si dovrebbe ricondurre a un'operazione molto semplice, ovvero più viene svilita la figura e l'importanza della scuola e dell'istruzione pubblica. Scusa che chiedo l'ultima slide, perché siamo in chiusura, metta l'ultima slide la regia cortesemente con tutti gli indirizzi e i siti web anche degli studenti, prego. Più forse viene svilita l'immagine e l'importanza dell'istruzione pubblica, più tutti i professionisti che ci stanno all'interno vengono sviliti nel loro ruolo e nella loro figura professionale. Allora forse l'unico modo per riportare a uno stato di benessere chiunque viva al mondo della scuola, tanto gli studenti quanto i professori, quanto i collaboratori e i dirigenti, è quello proprio di rielevare la discussione politica sulla scuola, riinterrogarsi su quello che manca dal punto di vista sanitario, economico, certo, formativo, didattico, e anche di spazi e di progettualità, e forse a quel punto anche queste problematiche che vediamo sempre più spesso e che rischiamo di ricondurre solo a delle famiglie che non riconoscono la figura dell'insegnante, a dei ragazzi che nascono in situazioni di disagio e crescono in situazioni di disagio, forse il tema è un po' più sistemico, e parlando di sistema si possono risolvere anche queste conseguenze. Questo è molto importante. Allora, siamo giunti al termine, vi ringrazio perché questa tematica è molto importante, va costantemente in qualche modo monitorata la situazione, quindi benvengano queste ricerche, ma anche sollevata, portata all'opinione pubblica, perché altrimenti tanti non ne sono a conoscenza perché magari non hanno i figli, i ragazzi d'età o pensano che non ne siano coinvolti, e questo è un altro aspetto. Per cui io vi auguro
un buon lavoro e un buon proseguimento nel vostro anche ruolo sociale che avete intrapreso, perché è una cosa di poco conto anche questo, e quindi ricordando che per quanto riguarda i più giovani possono anche mettersi a contatto con la rete degli studenti medi oppure con l'UDU, abbiamo visto anche quelli che sono i siti di riferimento, oltre che naturalmente con, eccola qua, quindi www.unionuniversitari.it, www.retedeglistudenti.it e naturalmente www.spicigl.it. A questo proposito ringraziamo Massimo Cestaro, che è stato presente nella prima parte della nostra trasmissione, segretario SPICIGL del Veneto, lo SPICIGL per aver intrapreso questo percorso molto importante, interessante, trasversale di collaborazione, e l'onorevole Rachele Scarpa, deputata alla Camera, che ci ha illustrato la proposta di legge, che cosa bisognerebbe fare, procedere dal punto di vista normativo per intraprendere questo tipo di strada. Marco Nimis, coordinatore a rete degli studenti medi del Veneto, grazie anche a lei, e Alessia Conte, UDU Padova, per essere stati qui presenti e averci illustrato le necessità. A voi grazie di averci seguito e naturalmente ci rivediamo presto. Buon proseguimento.